Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta trattando con la grande crocieristica per trovare assieme ai privati una soluzione condivisa del rebus delle grandi navi in laguna. La notizia è arrivata durante l'odierno question time alla Camera e a darla è stato il titolare del Dicastero. In questo lavoro fatto, iniziato giugno 2018, nelle varie interlocuzioni del mio Ministero, ovviamente abbiamo parlato anche con i colossi di queste navi, colossi crocieristici, di queste grosse società crocieristiche, e con loro stiamo costruendo l'idea definitiva di un progetto che non abbia impatti ambientali, che non tocchi l'occupazione, che mantenga elevato il livello turistico, perché Venezia, mi pare scontato, debba tornare, perché non lo è più, il centro mondiale della crocieristica. I dettagli di questa trattativa rimangono al momento top secret, come pure la destinazione preferita dai privati e la tipologia di coinvolgimento di questi ultimi. Il question time odierno è diventato comunque terreno di scontro sul tema delle grandi navi, riaperto drammaticamente dall'incidente di domenica. 1. Serviva un incidente per convocare il comitato? Non poteva farlo nei mesi trascorsi? 2. La informo che il canale dei Petroli esiste già. La informo che il canale Vittorio Emanuele esiste già. Necessita solo di alcuni lavori di adeguamento per quanto riguarda le profondità necessarie. La informo che Marghera, il porto Marghera, esiste già, così come esiste già la stazione marittima, e che quindi la soluzione prospettata dal Comune e dalla Regione, dal Comune, Città Metropolitana e Regione, è una soluzione che avrebbe bisogno di pochissimo tempo, pochissime risorse per essere attuata.